La televisione, l'oggetto più ipnotico che abbiamo in casa dopo l'oblò della lavatrice. Sì. La televisione ha imposto a 3 generazioni di italiani uno sforzo fisico veramente gravoso. Alzarsi, ma proprio fisicamente alzarsi dal divano per andare a prendere il telecomando. Tosta. Tosto. Per fortuna adesso la tecnologia ci aiuta, è tutto molto più facile e per guardarci voi dovete andare sul sito, creare un account e una password, andare sulla mail, cliccare sul link di conferma, andare di nuovo a vedere sull'account, rifare la password perché siete scordati prima. Aggiungere il punto esclamativo infine alla password perché avete visto che vi chiede sia il numero sia un carattere speciale, ritornare sul login, creare l'account di nuovo, fare l'account, loggarvi, cercare questa puntata. Grazie tecnologia. E non hai parlato di quante strisce pedonali vedi? Dov'è un semaforo? Ma l'angolino del semaforo conta come casella del semaforo. Me lo sono sempre chiesto. Io sono un robot. Non si sa, io sono un robot. La televisione però negli anni ha avuto tanti meriti, ha insegnato a tanti italiani tante belle cose, ha insegnato a leggere, a scrivere, ci ha insegnato a tenerci informati sui fatti del mondo e soprattutto ci ha insegnato a non uscire nelle ore più calde. Sì. Che belli! Che belli i servizi sul caldo, quelli che rifilano ai giornalisti con la R moscia. Sì. Mi piacciono questi servizi perché hanno i personaggi ricorrenti di quel presepe. Ci stanno le vecchie sulla panchina coi gambaletti che si sventolano, ci sta sempre il ragazzo che si butta l'acqua in testa. Poi ci sono le mie preferite che sono le turiste americane a Fontana di Trevi, intervistate dal giornalista che si gioca tutto il suo B1 di inglese, però col doppiaggio per far capire la traduzione al popolo italiano. Quindi l'intervista è così. Voi da dove venite? Where are you from? We are from Ohio. Siamo dell'Ohio. Siamo venute qui in vacanza, on vacation. Si inquadrale tutte e due. Vi piace l'Italia? Do you like Italy? It's amazing, è fantastica. Abbiamo visitato finora Rome and Venice and Firenze, Roma, Venezia, Firenze in 4 giorni. 4 giorni? Ma chi glieli organizza sti tour a questi? I bersaglieri? 4 giorni. Però ci sono anche, oltre a questi, dei giornalisti veramente bravi in televisione che io ammiro tanto e spesso non sono valorizzati. E la mia preferita è Elisabetta Caporale, giornalista di Rai Sport, che sta sempre alle gare di atletica. Lei è un fenomeno, parte una gara di atletica, Elisabetta Caporale parte insieme ai corridori, si lega delle mazze chiodate alle caviglie mentre corre e falcia tutti i giornalisti degli altri paesi, raggiunge il vincitore dei 100 metri stramazzato per terra, lo raccatta con la cazzimma di Mario Brega, arzate cornuto, arzate, lo tira su, gli dà 2 ceffoni e poi gli chiede: come ti senti in questo momento? A cosa stai pensando? How do you feel? Quello che manco sa dove sta messo, ma lei lo farebbe a tutti, lei piglierebbe anche Julian Ross di Holly e Benji, il cardiopatico, te lo defibrilla lì sul campo e te lo manda a fare gol. Secondo me è lei che organizza i tour degli americani in Italia. Comunque io volevo approfittare di quest'ultima puntata per ringraziare questo programma perché ha realizzato un mio grande sogno. Finalmente, dopo 25 anni, sono riuscita a entrare nello stesso studio di Solletico. Grazie! Giorgia!